Oggi, 25 aprile, festa della liberazione, il museo continua a lavorare. È un venerdì e come ogni venerdì inauguriamo le mostre di Arte 52. Siamo arrivati alla 15ª mostra, quella di Paolo Piria, artista algherese, che ci offre le sue multivisioni. Fondamentalmente le multivisioni di Paolo Piria sono delle opere astratte, ma con una particolare tematica, anzi con due tematiche fondamentali di fondo. Uno è la scelta del colore, perché Paolo Piria è anche un chimico, quindi lui va, come si faceva nel Cinquecento, a ricostruire i colori. Infatti le tonalità di colore che noi troviamo nelle opere, nelle multivisioni di Paolo Piria sono eccezionali, molto squillanti. Cioè questi colori voi non li troverete in nessun altro quadro, perché lui va a creare appunto nuovi colori, va a sperimentare nell'ambito del colore. Quindi questo ci dà un primo effetto di straniamento, una prima visione o multivisione. La seconda invece multivisione che possiamo vedere nelle sue opere riguarda quello che è una sorta di dinamismo, forse di eredità futurista o cubo-futurista, o forse anche legato a quella che è l'arte cinetica, quindi l'arte del movimento. Infatti, se noi guardiamo le sue opere, ci sono diversi piani, cioè le opere sembra che vengano fuori ed entrino dentro, con degli spostamenti e delle applicazioni all'interno del quadro che creano questo gioco di movimento. In genere le sue opere sono divise in due parti, una parte più mentale, dove c'è un flusso astratto, quasi spaziale, nel quale si può entrare, nel quale veramente ci si può perdere, e un'altra parte invece più materica, quindi legata a degli inserimenti che lui fa, dei sacchi, delle terre, delle pietre, che solitamente danno anche il tema alle sue opere. Quindi un astrattista, quindi una persona che fa una ricerca pittorica del colore e concettuale che merita di essere esposta in questa kermesse che stiamo facendo ormai appunto da 15 mostre a Sagorona Rubbia. Vi aspetto come sempre numerosi e grazie per la vostra partecipazione. Paolo Piria, quinto artista al debutto del progetto Sardegna Contemporanea, lo possiamo definire l'artista del colore della materia, o perlomeno uno degli artisti del colore della materia. La sua predilezione per la chimica, lo studio dei materiali fa sì che abbia un rapporto con il colore molto intenso, un artista che si realizza i colori da solo, come fanno tantissimi artisti, come facevano gli artisti del passato. Ma su questo non mi voglio più soffermare perché è già stato abbastanza esauriente Paolo sul suo concetto di lavoro e sulla sua parte tecnica. Io volevo solamente brevemente ricordare il suo percorso artistico, diciamo da 10 anni sulla scena nazionale e internazionale, l'ha portato a vincere e ad esporre in tantissimi posti di prestigio, dal Giardino della Naumacchia a Taormina, alle Sere del Bramante a Roma, alla Biennale Condaverio nel 13x17 e un'infinità di premi. Ecco, penso che questi siano il percorso diciamo, espositivo più importante che lui ha realizzato, oltre ad alcune esposizioni all'estero, dalla Germania al Belgio, Stati Uniti e Giappone. A prescindere dal percorso espositivo, dai risultati ottenuti, invito tutti a venire a vedere di persona questa mostra, un altro artista in cui le opere si possono toccare, quindi si può interagire con l'opera stesso. Vi aspetto e non mancate. Grazie. Come nasce la tua passione per l'arte? Da bambino, da piccolo. I miei genitori hanno sempre avuto degli amici artisti e parenti che insegnavano all'Istituto d'Arte di Alghero e di Sassari, dunque è nata in modo quasi naturale.
Oggi non è facile approcciarsi all'astrattismo, perché la scelta astrattista piuttosto che una figurativa che magari è più comoda? Vedi, dopo la fine della committenza religiosa, dopo la fine della committenza diciamo borghese, l'arte visiva non ha più avuto una vera e propria come dire, un'utilità sociale, e questo ha portato a far sì che praticamente l'arte diventasse, con il bombardamento come si chiama, della fotografia, del cinema, eccetera, diventasse praticamente pura speculazione filosofica. E allora il ripetere, come si dice, le immagini, costruirle, non credo sia più un compito che l'arte deve fare, perché l'arte è pura speculazione filosofica. E dunque cosa vuoi dire con queste emozioni? Nego come si dice, la rappresentazione riconoscibile. Credo che l'essenza umana possa essere registrata utilizzando un discorso che logicamente sia astratto, ma che fondamentalmente sia un'astrazione umana. Le tue opere sono molto forti, hanno dei colori veramente alti, squillanti, danno delle emozioni forti. Come riesci a rendere questi effetti? E mi faccio colori io. Ho fatto chimica e praticamente non faccio altro che costruirmi i colori, costruirmi le ganti, uso le terre naturali, utilizzo dei pigmenti per la carbonatazione, che sono quelli che si usano per l'affresco, e praticamente i colori devono essere il massimo di qualità che mi permetta di poter avere una rifrazione alla luce che sia all'altezza di quello che poi voglio fare, anche perché il colore non è altro che la luce, l'energia della luce che si riflette nei nostri occhi e inebria l'occhio di bellezza, ecco, questo è. In questa mostra ci sono diverse opere di piccolo e di grande formato, accomunate dal soggetto, le multivisioni. Perché multivisioni? In quello che faccio, le mie opere sono dei percorsi visivi. Sono fatti da diverse cellule, costruite singolarmente, dipinte singolarmente, e poi unite, proprio come delle cellule di un organismo. Dunque il lavoro si può vedere sia singolarmente nella sua unità, che pezzo per pezzo, per vedere un percorso visivo. A queste cellule a volte io unisco delle vele per permettere all'osservatore di vedere il quadro a 180 gradi. Logicamente a seconda di dove ti metti il quadro è sempre diverso. Ci sono spesso nelle tue opere due parti. Una più materica, più carica di sofferenza, l'altra quasi più spaziale, dove vai a viaggiare con la mente e con il colore. È una scelta. È una scelta perché la parte materica la utilizzo per utilizzare la terza dimensione soprattutto. Utilizzo dei materiali che sono dei relic praticamente, cioè sono delle cose costruite dall'uomo, dunque ne testimoniano il suo passaggio. Però io non rappresento mai l'uomo, ne rappresento il suo passaggio, ed è praticamente il contrario di quello che invece è la bidimensionalità creata dal colore, dal segno e dal dripping. L'unione, dunque l'interconnessione di queste due cose permette al quadro di essere equilibrato, dunque la tridimensione, la materia, la bidimensione, il colore, il segno e il dripping, unite assieme. Caos e ordine, anche nella costruzione, perché la costruzione stessa del quadro è all'interno dell'opera stessa, proprio perché caos e ordine, questi due sentimenti contrapposti che sono sempre in guerra tra di loro. L'uomo non riesce a risolvere questo problema, però è sempre lì in bilico tra il bisogno dell'ordine e, diciamo, il fascino del caos. Questo è quanto. E quindi la filosofia dei tuoi quadri. Esattamente. Grazie. Grazie a te.